Dario Bertolini e l'avventura archeologica. Portogruaro, mia patria e mia abituale residenza, dista dal sito della colonia Giulia Concordia poco più di 1 chilometro. Da lungo tempo era nato in me l'amore a quei resti venerandi. Sono le parole tratte da una lettera del 1872 di uno dei protagonisti della scoperta di Concordia, Dario Bertolini, avvocato portoghese appassionato di archeologia. Figura imprescindibile per la storia delle vicende archeologiche di Concordia e per la nascita del Museo Nazionale Concordiese, non solo per l'impegno in campo archeologico, nonostante gli strumenti dell'epoca, ma anche per l'attualità del suo ruolo di studioso e di cittadino politicamente impegnato. Dario Bertolini, figlio di Giovanni Battista e Maria Secco, nacque a Portogruaro in Borgo Sant'Agnese il 20 gennaio del 1823 da famiglia benestante. Compì la sua formazione scolastica presso il seminario vescovile di Portogruaro, studiò giurisprudenza presso la prestigiosa Università di Padova, che frequentò per 3 anni, con un 4º anno a Vienna, grazie a una borsa di studio. Il soggiorno a Vienna fu un periodo fondamentale per la sua formazione. Non solo imparò la lingua tedesca, ma acquisì anche i principi essenziali della sua preparazione politica, che lo portarono in seguito a prendere parte al movimento risorgimentale portoghese. Inoltre fu lì che apprese la base scientifica culturale per i suoi successivi studi di ordine antichistico, grazie all'incontro con studenti coetanei, divenuti poi esimi archeologi, come Domenico Morelli, Giacomo Boni e Paolo Orsi. Nel 1852 egli intraprese la libera professione di avvocato, mantenendo contestualmente sempre vivo l'impegno politico. Ma la passione per la storia non si era mai sopita. Si pensa che già negli anni 60 dell'Ottocento avesse cominciato ad esplorare la campagna concordiese e a raccogliere sparse reliquie romane, dissotterrate dai contadini del posto, disposti a venderle. Lacerti che fungevano da memorie del passato della colonia romana e che, già riutilizzati come materiale da costruzione, collezionati, fatti oggetto di interesse antiquario, trovarono in Bertolini il loro più attento cultore. L'anno 1873 segna la svolta decisiva dell'avventura archeologica del Bertolini. Verso la fine di febbraio, durante alcuni lavori edilizi su un terreno ubicato sulla sponda orientale del fiume Lemene a Concordia, furono portati alla luce alcuni sarcofagi. Da qui prese inizio lo scavo di una delle più estese necropoli dell'Italia settentrionale, composta per lo più di sarcofagi che, come risulta dalle iscrizioni, ora murate alle pareti della navata destra del Museo Nazionale Concordiese, dovevano appartenere ai soldati di stanza a Concordia tra il IV e il V secolo d.C. Per questa ragione l'area prese il nome improprio, ma suggestivo, di Sepolcreto dei Militi, che si impostò sulla precedente necropoli del I-II secolo d.C. Fu così che nel 1875, in virtù dell'eccezionale scoperta del Sepolcreto, Dario Bertolini fu nominato dal Ministero ispettore onorario per gli scavi e i monumenti di Concordia, carica che conferiva il potere di dirigere scavi, custodire monumenti
provvedere alla conservazione degli oggetti rinvenuti, scrivere relazioni con cui informare delle scoperte il mondo scientifico. Se la scoperta della necropoli richiamò fin da principio l'attenzione e l'interesse della comunità scientifica post-unitaria, Bertolini si trovò purtroppo ad affrontare costantemente la necessità di recuperare finanziamenti per lo scavo, nonché risolvere i problemi legati al continuo impaludamento della zona. Per deciderne il destino furono inviati in sopralluogo nel 1877 due ispettori ministeriali, Rodolfo Lanciani e Felice Barnabei, che proposero la chiusura dello scavo perché implicante oneri economici eccessivi. Con dispaccio ministeriale del 1878 venne disposto di interrare la zona e di trasferire i reperti notevoli in un museo, tutto da realizzare, con la raccomandazione, nel contempo, di redigere un'accurata documentazione comprensiva di rilievi grafici, foto, calchi in gesso delle epigrafi, nonché la realizzazione di un modellino in sughero dell'area scavata. Bertolini non poté fare altro che recepire tali prescrizioni con la passione e dedizione di sempre, instancabile nella sua ricerca archeologica. Egli morì il 25 gennaio 1894, colto da meningite, senza vedere compiuta la vicenda del sepolcreto, che tanto gli stava a cuore e che ancor oggi aspetta il suo esito.